Manifestazioni e incontri con giovani aziende sono alcuni degli ingredienti di Giugno Slow, la manifestazione organizzata da Slow Food alla Maddalena. Ci dice di più Francesca Caria. Ha aperto i battenti alla Maddalena, nell'atrio del Palazzo Comunale, la terza edizione di Giugno Slow, manifestazione dedicata alle eccellenze e alla sostenibilità dell'agroalimentare. In una data non casuale, il 2 giugno, festa della Repubblica, ma anche 140° anniversario della morte di Garibaldi, che a lungo si spese per il rilancio dell'economia agraria attraverso scuola e istruzione. Perché il tema di quest'anno è proprio questo, i semi del futuro, la rinascita che passa dalle nuove generazioni. Ci sono tanti giovani che stanno tornando alla terra, che stanno tornando alla produzione agricola in modo sostenibile attraverso l'innovazione. Sino al 4 giugno sono previsti laboratori, degustazioni e soprattutto presentazioni di giovani aziende che magari riscoprono varietà antiche di frutta o vigneti di famiglia. Noi abbiamo un problema enorme in Sardegna di terreni che sono stati abbandonati nei decenni per i più disparati motivi. I produttori che abbiamo coinvolto in questa edizione di Giugno Slow sono un esempio concreto del fatto che si possa tornare alla terra, farlo in modo sostenibile non solo dal punto di vista ambientale ma anche economico. Si sta tornando anche alla terra come pane quotidiano, un po' col Covid si è visto, chi aveva un pezzo di terra ha vissuto una situazione di crisi in maniera un po' più agiata rispetto ad altri, quindi bisogna provare, formarsi tantissimo, ovviamente non si può più fare agricoltura senza competenze, senza formazione.